Cosa vogliamo commentare, scusate, oggi? Calcisticamente non c'è stata partita, il resto l'avete visto da soli. Io non ho nient'altro da aggiungere. Cioè, se oggi mi dite chi ha giocato a calcio in questa partita e chi non ha giocato, chi è che ha fatto la gara dal primo minuto all'ultimo, partita strana cosa? Voi siete giornalisti di Mantova, quando il Mantova gioca da grande squadra lo dovete dire, no partita strana. Questa oggi in campo c'è stato solo il Mantova, dal primo all'ultimo minuto. Nessun tiro in porta del Casale, squadra costruita con dei giocatori di talento fuori dalla media, credo, no? Cioè, quindi date merito a questi ragazzi una volta, giornalisti mantovani, non fate solo le cose solo come volete voi, quando vi pare a voi. Dite come ha giocato oggi il Mantova, fate sapere, cazzarola, che oggi il Mantova è venuto a Casale a dare una lezione di calcio a questa squadra. Questo si può dire? Per occasioni create per gioco in un campo impossibile? Sull'arbitro parlate voi, io non voglio parlare dell'arbitro, non ho mai parlato dell'arbitro, ok? Oggi è stata una partita dove, ammesso che l'arbitro abbia commesso se ha commesso degli errori, oggi noi avevamo la forza per vincere contro l'arbitro e contro il Casale. Tutto qua. L'ultimo spunto, cioè è mancato solo buttare la palla dentro anche a porta quasi. Lo so, la differenza si fa questo e non posso neanche dire tanto perché il Casale alla fine ha vinto una partita dove senza un tiro in porta ha vinto, ha tirato solo il rigore in porta e poi non ha creato più una situazione di pericolo per la nostra squadra. Purtroppo il nostro demerito è quello. Scusate, ma io forse allora dalla panchina ho visto un'altra gara. Io credo che ci sono stati solo il secondo tempo 3 palle gol clamorose. Quella di testa, quella davanti alla porta respinta dal portiere, c'è stato il cross da fondo campo dove non è stata chiusa bene, che poi dopo è stata sbagliata la rifinitura. Il primo tempo siamo sempre stati nella metà campo del Casale, non concretizzando bene purtroppo, questo è un nostro limite in questo momento, però credo sul piano del gioco, sul piano dell'equilibrio, sul piano di come ha tenuto in campo, io credo che oggi uscire con 0 punti da questo campo, onestamente, credo... Ok, bene. Io dico che il pari è troppo stretto per il Mantova, se dobbiamo pesare la prestazione, le occasioni, allora contatemi le occasioni del Casale e contatemi le occasioni del Mantova. Terzante fa parte dei 27 giocatori e io lo reputo un giocatore che può giocare quando sta bene, quando ci sono altri ragazzi lì davanti e quando posso schierarlo lo schiero. Quando non è in condizioni di giocare non gioca, quando c'è uno alla pari condizioni decido chi far giocare, è normale, tutto qui. Non mi sembra che, voglio dire, la situazione di Del Sante, stiamo parlando di un giocatore che fino a questo momento anche lui ha dato il suo contributo, oggi ha dato il suo contributo nel momento in cui è entrato, poteva essere determinante nell'azione finale anche in pochi minuti, è un giocatore della rosa che va in campo quando dimostra di poter andare in campo. Dalla tua rabbia comunque sei contento della tua squadra di oggi? Squadra ha giocato molto bene, la miglior prestazione in assoluto da quando io sono qua e mi auguro che finalmente si sia trovato un giusto equilibrio e finalmente si possa migliorare dal punto di vista del resto. In un mese di lavoro non si potevano fare miracoli. Oggi la squadra credo che raccolga un certo sicuramente lavoro che siamo riusciti a fare e quindi questi ragazzi vanno assolutamente elogiati in tutto per quello che hanno fatto, anche perché non era facile dopo il 3-0 di domenica venire a Casale e giocare una partita di questo livello. La squadra io devo elogiare, i ragazzi stanno lavorando al massimo e non è giusto parlare di situazioni che sappiamo benissimo che ci sono delle situazioni da migliorare, ma questa squadra non è corretto dire a questa squadra e dare degli alibi, cioè nel senso, non degli alibi, scusami, no, lo so, però io non ho visto nessuno dei miei ragazzi in difficoltà oggi, onestamente. Dal punto di vista fisico la squadra non mi è sembrata secondo... Beh, ho capito, scusatemi ragazzi, stiamo parlando di un giocatore che è fermo da 2 anni, cioè se vogliamo, io lo so perfettamente che è questo che ha bisogno di giocare, ma voglio dire, è 7-8 kg ancora sovrappeso, cioè non ho nessun altro, ho 3 centrocampisti in questo momento e Dalla Bona ha fatto il suo dovere in pieno, cioè voglio dire, non è che purtroppo le situazioni, cioè io dico che questa squadra è una squadra che sta, da quando sono arrivato io, ad eccezione di domenica dove l'avversario ci è stato nettamente superiore, ok? Questa squadra ha fatto un cammino importante, aveva fatto 8 punti in 4 partite di cui 3 trasferte con Alessandria e Treviso e oggi credo che era la quarta partita fuori casa e onestamente posso solo che elogiarli, non posso dire altro. Discuto, noi abbiamo il demerito di aver perso, non c'è niente da dire, cioè niente, tutto qua, non è un merito aver perso, anzi diciamo che così siamo doppiamente penalizzati.
siamo doppiamente penalizzati, perché se avessimo giocato male e perso, almeno sai, dici vabbè. Però io perlomeno ho tanti buoni motivi su cui per cui essere contento, e vuol dire che la strada che abbiamo intrapreso del lavoro è quella giusta.